vuole per te per una porta? E che vuoi dire? Aspetta un minuto, vuoi dire aspettarsi 15 anni per avere questa casa? E ora per domani tu so vecchio ti sta confondendo. Papà, certo che se cannezzeri sapessero sempre nei tempi e ci rivedo, potessero chiudere tutte, ma non vede che vecchietta sbagliata. Ah, già avevo ragione, figlia, che vuoi? Chissà che avevo un catenazzo per attaccare la lapa. E come mai tuo padre va pigliando corpo? Ah, pizza, un mareggiacchio come una vuota. Tale era mille mia sta chiave che prova ad aprire io, va? Avanti, Cettina, spicciala da per questa porta. Che mi sta smuovendo il stomaco. Apprezza la pezza che rivolgo che mi mangiava la sera. Ah, finalmente rapivo questa porta, papà. A te l'onore di già essere più prima nella nostra nuova casuzza popolare. Ah, che bella! Bella casa! Ma che te ne sei? Ma cattaretti morte! Ah, il naso fuoco mi stanno pigliando, non fai che c'è! Ce ne dico io, manco sapete apprezzare gli odori della nostra terra! Il samogliere e il ciavolo del goccolo arromanato! Ma che mi capito, ma ti buono? Oh, ma tu visto che bella casuzza che ne ha segnato il tutto? Ciò che è bella pinta via! Bella pinta vero! Mamma hai ragione, è troppo bella! Ma guarda che ci sono pure i mobili! Un creme urchi e tu mamma che niente risi! Finalmente ottenissimo tocco desiderato vostro cuore! Un signor Ruzzo vi lava finissimo e vi lava fuori i codini! Avanti, va! Io mi va fissiamo questa valigia, in mezzo da niente! A me ne vediamo di fare confusione! Sei, noi nel frattempo ne vedremo tutta la casa! Sì, non è meglio che prima di scaricare la lava, a così per risettare una ruota per tutte? Sì, mamma, hai ragione, veramente! Amoni! Tranquillo, ci penso io! Però prima avete a fare attaccare un bel qua! Ma magari puoi roccare la piede su schifere qua, tutte le quattro ce ne sono delle appezzate! Sta attenta a come fai la figlia perché ti giuro che con una tombolata che tu non ti passare tutte le anni! E poi pare tornare a sgangolare! Allora, Chixu, cammina con me! Quando vai io, vai io! E poi ti ricordo inoltre, cara figlioletta, che io con Chixu Vincivo un premio al terzo elementare! Ah, sapeva a memoria se non era papà, basta! E allora se sapete a memoria, non mi fate ogni patarra passata, amore! E allora, un momento! Cazzo, è chi? Ca! O metto, ca! Buono, ah. Alleato che è bello! C'è magari pure che ho apprezzato un comune! Picciotti che si casa popolare, le fanno aspettare una vita, ma quando si consigliano... che è tutta la base! Quando si consegnano una casa, talunano con tutti i sacramenti. Luce, riscaldamento, mobili nuovi. E magari pure io ho apprezzato un domo, no? Però da lei raddrizzalo un'antica a destra. Come la così? Perfetto, va bene. Avanti, là, io quando la figlio la voce cosa che la scade calapa, dai. Diamo la mano! Amoni. Sì, andiamo. Perché che ci vuoi vedere qualche cosa scade calapa? La famiglia sa muovere tutta unita e poi tu mica sei un molo! Va bene, amore, va. Mamma. Chi, vado me. Piano. Andiamo, nonna. Aiuta! Senti la papuetta. Aspettatelo. Aspetta, Amoni, vieni qua, come magica. Oh, eccoci arrivati nella nostra nuova casa. Ma come schiaffiaserà questa porta?
Papà, fammi provare a mia, vedremo se tu ce la faccio io ad aprire sta porta. Ah, si capito. Avanti, forza! Vedremo come! Tale, che bella. Tale. Ma è meravigliosa, è nuova! Guardate, ci sono magari mobili, oh. Stavolta comune si superò, l'impiegato comunale mi l'aveva detto, vi disse che la casa è nuova, è immacolata, e poi ci sono pure una para di mobili, ci sono! E tu non ci volevi credere? Ci voleva credere? Ma dico io, è normale che non ci voleva credere, visto tutte le faccende, le cose che ci sono successe, voglio dire, ogni volta arrivavamo, ne passavamo per una casa, e poi eravamo in difficoltà nei guai perché ci sceppavano su talocchia. Che io dopo tutto quello che ci è successo per avere una casa ci poteva credere, ma quando che tu mi disse, tenga qua le chiavi, vada, apra e la casa sarà sua per sempre. Ma comunque non ci pensiamo più, ormai i problemi finirono, ormai avevamo la nostra bella casuzza d'assegnazione con tanto lì ci ha raccomandato il comune e non ne può toccare e non ne può gettare fuori. Che c'è? Solo per non sentire ad acciacchiolare la vecchia padrona di casa, che uno due ce ne aveva uno, e l'aumento, e perché ritardava a dare i picciolini l'affitto, mi veniva da risponderci. Ma perché non sta prendendo a volo? Ma comunque papà, non pensiamoci più, dai, pure ne stanno nuova casa. Certo che però sti mobili mi paiono nuove, va, non di seconda mano, è vero? Vero, Perché vero. sono belle. Ah, sei bella, che cose giuste. Però, che? se io dire la verità, tu qua il sapete a casa, è un pugno dall'occhia, non c'ha pensato niente con il resto dell'arredamento, oh no! Vabbè. Fa proprio schifo, dai! In effetti c'hai ragione papà. È vero, figlio? E leviamoci, se tu ne piace non è che ne la mantenere per forza. No, ma tu stai dicendo? E su comune posso offendere che ci diciamo? No, ma chi sa offende? Il mio comune da che avere questa casa, dopo 12 anni che accenderà appresso, almeno a fare che vuoi. Vai. Quindi voi mi state dicendo, mi state confermando che non si offende, come non si offende? Secondo me no. Ma chissà a fine, in Italia anziché callo, levarlo completamente, lo mettiamo relate, appena viene qualcuno ci regaliamo e non facciamo amico. Bravo figlio, bravo! Io l'hai detto sempre, tu sei un piccotto d'oro, sei troppo intelligente! Da sicuro tu pigliassi la mia mai, te pigliassi rinda Cacietto, delle che... Ora compro prima un quattro solito, andiamo a pigliare la voce qua, se va. Sai quanto mi Giusto, va giusto. su queste cose? Andiamo, Muto, Che? quel rumore lo sente. C'è davanti. Virui! Ma poi sta la canca morrea da peresi! E queste sono cicane le lampade! Che ci succede? Sarà un laccio! Ma mi sveglia a fare le chiavi! Un nessuno, non nemmeno una pala. E che facciamo? Guarda che facciamo! Che facevo? Ne difendevo! Sì, la difendevo! Sai che facciamo papà? Tu ti metti dalla porta, appena tra sul primo, ci spacchi qualche cosa in testa. Appena tra sul secondo, io blocco, va bene? Giusto!